Giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà, senza filtri né censure. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Radio Libertà, subito il bentrovato ad Antonino Danna. Se volete parlare con lui, con i suoi ospiti, il numero è lo 02 92 94 7222. Antonino, la linea a te e fra poco avremo in linea anche il primo ospite. Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di sabato 18 di marzo, l'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Diciamo così, secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ora però entriamo in tema di questa trasmissione di oggi. Oggi sì, si parla di Alfa Romeo, però da un punto di vista un po' particolare. Gli alfisti non hanno soltanto l'amore per le loro vetture, ci mancherebbe pure. Quando l'amore per queste vetture viene coniugato a un'attività sociale, allora se ne possono vedere delle belle. È il caso, per esempio, del club Alfa Romeo Alfa nel cuore di Ivrea, e abbiamo al telefono già il suo presidente Davide Rusconi, che saluto, buongiorno. Buongiorno Antonino, buongiorno Ecco, Radio. ben trovato. Gli alfisti nel cuore, appunto, di Ivrea hanno deciso, come ogni anno, di organizzare questo evento benefico. Sono molto attivi nel sociale, una cosa che peraltro io apprezzo e li incoraggio a maggior ragione a continuare su questa strada. Allora, il 21 maggio stanno preparando questo evento, si chiamerà Motori Supereroi, insieme all'UGI, l'Unione dei Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, sezione di Ivrea e Aosta. Ci sarà questo... Prego, dimmi. Ci sei? Pronto? Sì, sono qui Antonino. Ah, eccoti. No, perché si sente qualcosa in sottofondo e allora... Stavo dicendo, ci sarà questo evento alle ore 11, prima di tutto ci si ritrova al Cartunia Bar di Viale Liguria a Burolo, in provincia di Torino, e poi dalle 11 sfilata con auto e moto a Ivrea e Lago di Viverone, ritorno al Carrefour e per pranzo hamburger, patatine e bibita, e in particolare si richiede a ogni equipaggio, insomma, li si invita a preparare un pensiero da donare ai bambini, perché questi regali che voi farete andranno ai bambini malati di tumore. Più o meno Esatto. Il programma è questo o mi sbaglio, Davide? No, più o meno il programma è perfettamente quello che hai detto tu Antonino, né più né meno. Ci sarà giù anche la giornalista Elisabetta Signetto del giornale di Ivrea, che poi metterà anche l'articolo sul suo giornale e andrà anche online. E niente, la giornata si svolgerà in questo modo che hai detto tu finora. Tra le 4 e le 5 del pomeriggio poi ci sarà la consegna del ricavato che si raccoglie davanti a tutti i partecipanti e tutto qua, ecco. Senti, ma perché avete deciso di fare questo impegno sociale per i bambini? Perché noi almeno una volta all'anno ci sentiamo e voi quasi sempre fate un evento per i più piccoli, per chi è in difficoltà. Perché siete alfisti ma avete questa venatura sociale? Perché?
Perché comunque chi ci passa sa cosa vuol dire, per cui cerchi sempre di aiutare chi ha bisogno. Chi ci è passato e ne è uscito cerca in qualche modo di aiutare e dare una speranza anche agli altri. Tutto qua. Ecco, e questo dovrebbe essere in fondo anche il senso della nostra convivenza civile, caro Davide. Quindi ti ringrazio della Esatto. tua testimonianza e ringrazio tutti voi per quello che fate. Noi nel frattempo stiamo telefonando a Laura, che sarà questa nostra seconda ospite, che appunto è una rappresentante dell'UGI, l'Unione Genitori Italiani. Quindi quello che voi raccoglierete, questi regali, a quale ospedale andranno? A quale realtà andranno? Poi ci penserà l'associazione UGI a distribuirli, sicuramente li distribuirà anche alle famiglie dei bambini che hanno in cura, questo è poco ma sicuro. Adesso vedranno loro, sezione Ivrea Aosta, vedranno loro come smistarli. Noi abbiamo pensato a questo pensierino anche per i bambini, sai, per svagarsi un po' il loro cervellino dalla malattia, e comunque hanno il nostro ricordo di noi che non abbiamo in testa soltanto i motori, perché comunque, come tu sai meglio di me, tutti i motori hanno un cuore, per cui sì, i questo è nostri il soprattutto, messaggio. aggiungerei. Grazie. Per cui questo è il Senti, c'è messaggio. al telefono Laura dell'UGI. Buongiorno Laura. Buongiorno. E Buongiorno. allora, questa bella iniziativa, coniugare le Alfa Romeo, che insomma aiutano i bambini malati di tumore in della vostra sezione di Ivrea e Aosta. Quanti bambini ci sono in queste condizioni, Laura? Ma guardi, io in questo momento non so bene dirle il numero, anche perché siccome con tutti i problemi che ci sono stati, che conosciamo bene, il reparto è stato aperto da pochi mesi, per cui dobbiamo ancora ricompattare il tutto, perché in tutto questo periodo che c'è stato il Covid, per sicurezza Torino, perché noi dipendiamo da Torino, quindi sono loro che ci danno la guida su tutto, anche i dottori, perché noi siamo collegati a Regina Margherita, non hanno più fatto venire i bambini nel reparto di Ivrea, anche perché l'avevano chiuso, come voi sicuramente avrete avuto notizia, e quindi li hanno convogliati tutti su Torino. E c'è stato proprio uno stop completo su tutto, sia a livello come si dice, pediatria normale, sia a livello pediatria oncologica. Adesso fortunatamente il reparto è stato riaperto e c'erano anche stati dei dubbi che forse non succedeva questo, e a mano stiamo ricompattando tutto, riunendo tutte anche le varie attrezzature, perché il reparto è stato riaperto ma non più dove era prima, ma in un altro punto e anche leggermente più piccolo, per cui stiamo ricompattando il tutto, rimettendo tutto insieme. Siamo già in contatto con Torino tutto quanto per poter ripartire. A quel punto riusciremo a capire bene la situazione del momento. Noi conosciamo quelli che erano in cura e comunque seguivamo lo stesso nei periodi in cui c'eravamo ancora noi attivi. Dal momento che poi non sono più passati da Ivrea, ci siamo persi un po' la situazione, non so se ho reso. Certo, no, lo sconvolgimento di questi 3 anni è quella assurdi. di far tornare tutto come era prima. Certamente. E ecco, voi comparteciperete a questo evento che è stato organizzato dagli Alfisti nel Cuore, e quindi cosa porterete ai bambini? Giocattoli? Cosa porterete? Ma noi ai bambini portiamo un po' di tutto in vari punti dell'anno. C'è il momento che gli diamo il giocattolo, il momento che gli diamo cose che usano per la scuola, o cose che magari sappiamo che
che vorrebbero, ecco. In base un po' come il bambino cerchiamo di anche accontentare un attimino quelle che sono le sue, che conosciamo, i suoi gusti e i suoi desideri, ecco. In generale così. Il giocattolo anche, sì, anche il giocattolo, specialmente nei periodi in cui... Diciamo che quello che noi adesso invece, questi fondi che noi raccogliamo adesso, c'è anche scritto sopra il foglio Alza del Cuore, verranno utilizzati invece per cose più importanti, verranno utilizzati per delle attrezzature proprio per l'ospedale, perché noi in questo momento stiamo veramente acquistando parecchie cose per il reparto, anche a livello attrezzature, perché come ripeto stiamo ripartendo praticamente di nuovo da zero. È quasi 20 anni che l'UGI è a Ivrea, eravamo partiti proprio da zero, e adesso con quello che è successo non è proprio uno 0-0, però è un ripartire, è un dover capire, e con questi soldi noi compreremo appunto delle attrezzature che servono per l'ospedale, in questo caso in particolar modo per la neonatologia, praticamente il reparto dei neonati che è collegato con la pediatria, ed è un'attrezzatura che serve soprattutto per i bambini che hanno dei problemi alla nascita e quindi necessitano di una tipo terapia intensiva, ecco. Laura, come si può entrare in contatto con voi e sostenervi? Ma guardi, già lo siete, in questo momento siete in contatto con noi. Noi comunque siamo su Ivrea, abbiamo una nostra sede, diciamo che noi viviamo di queste cose, cioè di donazioni, persone che ci conoscono o hanno piacere di aiutarci, fanno delle donazioni tramite dei bonifici, oppure anche solo semplicemente mettendo il 5 per 1000 sul loro 730, e questo è già un aiuto. Questi sono gli aiuti, e poi invece se uno proprio voglia può fare il volontario. Noi ultimamente abbiamo fatto un corso abbiamo trovato dei nuovi volontari, direi parecchi, che anche qui era tutto sospeso da anni, e finalmente siamo riusciti a fare il corso, e adesso cominceranno a fare l'affiancamento in ospedale, perché all'inizio vanno con un volontario, diciamo, già più esperto, e li accompagnerà nel reparto, e a mano poi diventeranno indipendenti. Questo è anche un bel modo di aiutare, cioè facendo volontariato in ospedale e anche fuori, perché c'è anche chi non se la sente di andare in ospedale e fa cose diverse, magari anche solo aiuta delle manifestazioni, per dire. Ecco, vi vorrei segnalare che l'UGI, Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini Onlus, sezione di Ivrea Aosta, si trova in via Bertinatti al 27, in quel di Ivrea. L'indirizzo web è www.ugiivreaaosta.it, e se volete telefonare 349 413 9407. Vi ripeto il telefono: 349 413 9407. Laura, per ultimo, quanto è difficile essere genitori di bambini ammalati di tumore? Direi che è una bella impresa. Perché in questo paese siamo tutti solidali a parole. No, è perché sono quelle malattie che ti cadono in testa di colpo, che non ti aspetti minimamente, e che quindi è uno sconvolgimento totale di quello che è la tua persona a livello emotivo e tutto quanto, ma anche tutta la famiglia, perché poi alla fine viene coinvolta completamente tutta la famiglia, anche se c'hai altri fratelli, sorelle, e oltretutto non è una malattia che dura 10 giorni, 20 giorni, ecco, è una malattia che dura anche anni, prima che uno riesca a uscirne veramente,
è sempre un veramente, tra virgolette, perché comunque la paura resta sempre, ci vogliono un po' di anni. Non è una cosa così immediata e purtroppo bisogna imparare a conviverci, perché se uno non impara a conviverci non riesce ad andare avanti, non riesce a dare soprattutto la forza al bambino, perché il bambino deve essere appoggiato bene, con forza, e soprattutto il bambino non deve mai andare in depressione, non deve capire, sa tutto perché nessuno nasconde niente, neanche in ospedali, però nel modo giusto, in modo che il bambino, noi li chiamiamo guerrieri, abbiano la capacità e comunque anche lo spirito per lottare, perché è una lotta che uno spera sempre di vincere. Laura, grazie, un abbraccio grande a tutti questi bambini che sono tutti figli nostri, grazie. Va benissimo. Grazie ancora. Spero di essere stata sufficientemente chiara e aver Direi dato... decisamente chiara. Grazie. Niente, ringrazio voi che vi siete invece impegnati con noi a volerci far conoscere e dire quello che è la nostra associazione. Grazie. Prego, siamo qua per questo, se no sarebbe ciao, chi sei, da dove chiami, vuoi salutare qualcuno, ma qui noi non facciamo la radio in questo modo, ci piace far parlare le persone, a maggior ragione se parlano di cose serie come hai fatto tu. Grazie. Sì, io invece ringrazio Alfa del Cuore, perché non è la prima volta che fa questo per noi, mi sembra sia già la seconda, non penso la terza, perché con tutto quello che c'è penso, secondo me è la seconda. Io li ringrazio tantissimo anche loro per quello che appunto ci mettono tutta la loro, come posso dire, la loro generosità. Ok? Grazie a voi. Grazie ancora. Allora, vi ricordo il numero di telefono dell'UGI, Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, Onlus, sezione di Ivrea e Aosta, 349 413 9407. Ve lo ripeto, 349 413 9407. Allora, Davide, noi adesso passiamo a, diciamo così, cose un po' più amene rispetto ovviamente alla serietà dell'impegno di chi sopporta una prova del genere tutti i giorni, e è solo da ammirare per l'amore che ci mette, il cuore che ci mette, come Laura. Insomma, dai cuori umani a quelli che sono fatti di alluminio, come siete messi voi ad auto? Quali sono, che tipo di auto, che tipo di Alfa avete nel vostro gruppo? Guarda, come negli eventi passati dell'UGI del 2021 e l'evento sempre benefico degli insuperabili del 2022, l'evento è aperto a tutte le macchine, qualsiasi marca, moto, macchine, veste, a qualsiasi modello moderno d'epoca. In questo caso non ci sono vincoli di monomarca, perché comunque è un evento di beneficenza, per cui tutti sono benvenuti. Può venire anche uno in bicicletta, esempio, e fare la sua donazione e partecipare all'evento. Si può per dirla così, tutta così. Per cui non c'è nessun vincolo di mezzo, può venire chiunque. Benissimo. Ma dico, al di là di questo, il tuo club che tipo di Alfa accoglie? Allora, noi abbiamo è entrato qualcuno, qualche membro nuovo, magari con una Giulietta, un modello vecchio. Abbiamo macchine, soprattutto sono quasi tutte moderne, però abbiamo anche uno Spider GTV, la Giulietta, poi c'è un membro di Aosta, perdonami, che ha 5-6 macchine, un Alfa Sud 155, Giulietta. Insomma, un bel assortimento. Sì, un bel assortimento, sì.
Bueno. Senti, ma voi quando vi riunite, al di là di questi eventi sociali, avete un giorno fisso nella settimana in cui vi ritrovate e dove? Dove prima avevamo il giorno fisso, il sabato sera al locale Girasole a Torre Balfredo, ad Albiano, scusa, Albiano di Ivrea. Ora non c'è più, è chiuso, poi c'è stati i 3 anni di Covid, adesso stiamo cercando un locale per fare un sabato sera per fare le nostre cene, pizzate, ritrovi, quello che si può fare, anche per metterci d'accordo su cosa vogliamo fare, sugli eventi, tutto quanto. Per ora non abbiamo trovato ancora nulla e ci mettiamo d'accordo o telefonicamente o magari in una cena, magari si va a mangiare una pizza, magari tra noi dello staff ci si mette d'accordo, poi si avvisa anche i ragazzi. Adesso sabato 25 faremo una pizzata a Ivrea, per cui ci saranno anche alcuni dei nostri ragazzi, vediamo se viene anche qualcun altro. E lì si fa la nostra pizzata, si ride, si scherza, si parla degli eventi e mettiamo giù un po' il nostro programma, ecco, della stagione. Benissimo, allora avremo modo di risentirci così ce lo racconterete, d'accordo? Ok, io ti ringrazio Antonino, siete sempre disponibili, gentili, ringrazio anche l'associazione UGI e tutto lo staff di Alto nel Cuore per la loro disponibilità. Il secondo anno che lo facciamo per loro, 2021 gli abbiamo devoluto 680 euro, quest'anno speriamo di devolvere di più, speriamo davvero. È quello che speriamo in bene, dai, che è la cosa più importante, che il bene è contagioso, per fortuna. Il bene dove arriva in qualche modo lascia sempre semi di ulteriore bene ed è la cosa più importante perché dopo quello che abbiamo attraversato, a maggior ragione abbiamo il dovere di ritrovarci umani e solidali, soprattutto Certo. verso chi combatte battaglie di questo genere, che sembrano essere stati completamente dimenticati. Sì, anche perché non sono battaglie facili da affrontare. No, decisamente no, decisamente no. Pigliare una malattia del genere a 35 anni, come è successo a me, è una cosa diversa. Ma nascerci o comunque avere un'infanzia combattendo con queste cose è qualcosa di atroce, veramente. E vabbè, io non riesco ad accettare che esistano cose di questo genere, ecco, mettiamola così. Purtroppo no, ma purtroppo esistono, non possiamo farci niente la vita. Ma al male noi possiamo sempre rispondere col bene e questo è quello che oggi ci è stato raccontato e che ci avete voluto regalare e di questo io a voi sono grato. Grazie, io spero che tu il 21 sei tempo, spero che sarai dei nostri. Piacerebbe pure a me, vediamo un po' che cosa si può fare. Comunque, grazie ancora e al piacere di risentirci presto, d'accordo? Grazie a te Antonino, grazie a Radio Libertà della vostra disponibilità e grazie a Luigi. Grazie a tutti. Prego. E un grazie anticipato a tutti i partecipanti, speriamo che siano numerosi. Lo speriamo molto volentieri. 21 maggio 2023, Motori Supereroi, organizzato da Alfa nel Cuore di Ivrea e l'UGI, l'Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini. Vi ricordo che ci si ritrova alle 9:30 al Cartunia Bar di Viale Liguria a Burolo, in provincia di Torino, nel parcheggio Carrefour. Donazione a partire da 25 euro auto o moto e se potete, gradito per ogni equipaggio un pensiero da donare ai bambini. Colazione e pranzo 13 euro a persona. Se poi volete partecipare, per info e adesioni potete telefonare a Davide. Sulla pagina della radio abbiamo messo anche il post con il suo numero di telefono, lo potete contattare lì e quindi vi potete iscrivere. Io mi auguro che possiate essere tanti. Grazie ancora. Grazie a voi. Buona giornata. Buona giornata, mio caro. E allora noi ci avviamo a chiudere la nostra trasmissione. Dopo di noi ci sarà l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello con Tax Girl. Non so se sia già in studio.
Comunque le auguriamo buon lavoro e dopodiché alle 11 ci sarà come sempre la bravissima Gemma Gaetani con una gemma in cucina. Direi che siete praticamente in una botte di ferro come sempre. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo sabato prossimo 25 marzo, l'Annunziata. Tra l'altro vedete che una volta era Capodanno, si computavano gli anni dal 25 di marzo, comunque ci si ritrova il 25 marzo. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato il Garage